Salve tifosi del Napoli! Siamo tornati con un'altra notizia esclusiva che scuoterà il mercato dei trasferimenti. Il nostro team è sempre alla ricerca di miglioramenti per portarvi migliori risultati, quindi non dimenticate di mettere mi piace a questo video e di iscrivervi al canale per rimanere aggiornati su tutte le novità. Oggi parliamo di due importanti operazioni di mercato che il Napoli sta cercando di chiudere. Vediamo insieme i dettagli. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Napoli sta cercando di chiudere il doppio affare Buongiorno Spinazzola. Questa settimana sarà decisiva per definire le due trattative. Per quanto riguarda Buongiorno, il difensore è pienamente disponibile a trasferirsi nella squadra di Antonio Conte. Il Napoli ha offerto 30 milioni di euro più 5 di bonus, mentre il Torino è fermo alla sua offerta di 40 milioni più 5. La sensazione, secondo il quotidiano, è che alla fine si tratterà di un mezzo colpo. Per quanto riguarda Spinazzola, che ieri è stato ufficialmente lasciato andare dalla Roma, la trattativa sembra essere agli ultimi dettagli. L'agente Davide Lippi è in stretto contatto con il direttore sportivo Giovanni Manna. C'è fiducia e tutte le parti sono d'accordo. Conte apprezza Spinazzola per la sua capacità di giocare su entrambe le fasce e per le sue qualità tecniche. Buongiorno sarebbe un rinforzo importante per la difesa del Napoli, offrendo solidità e affidabilità alla linea difensiva. Spinazzola, con la sua versatilità e le sue doti tecniche, potrebbe diventare un elemento chiave nel gioco di Conte, capace di dare profondità e ampiezza alla squadra. E voi, tifosi del Napoli, cosa ne pensate di questi possibili acquisti? Buongiorno e Spinazzola sarebbero i rinforzi ideali per la nostra squadra? Lasciate un commento qui sotto e discutiamo insieme di queste operazioni di mercato. E non dimenticate di mettere mi piace al video, di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per essere sempre aggiornati sulle ultime novità del nostro amato Napoli. Alla prossima e sempre forza Napoli!